L'assessore non si è visto nemmeno oggi per impegni istituzionali. Sicuramente però io avrò modo di vederlo. Niente, nonostante i nostri inviti e quelli fatti dai malgari allevatori, nemmeno oggi l'assessore regionale PAN si è visto in altopiano, dove è stata organizzata una riunione per parlare del problema lupo e delle possibili contromisure. Impegni istituzionali, al suo posto sono arrivati i dirigenti. Sta di fatto che se PAN non va alla montagna, sarà la montagna, o meglio l'altopiano, ad andare da lui. Il 20 aprile è stata fissata una riunione a Venezia, al Balbi, per affrontare vis-à-vis, speriamo una volta per tutte, la questione. Le amministrazioni comunali e dell'altopiano, poi se vogliamo allargarle anche al Montebaldo, alla Lessinia, siamo al fianco dei nostri allevatori per tutta una serie di discorsi di manutenzione del territorio, dell'indotto economico, del fattore turistico e quant'altro. Quindi siamo al loro fianco, giochiamo nella stessa metacampo. La Regione Veneto intanto non difenderà più i lupi della Lissinia né sull'altopiano di Asiago e si impegnerà affinché gli operatori economici, in particolare gli agricoltori danneggiati dagli attacchi degli animali, siano rimborsati velocemente. Lo stabilisce una mozione presentata dai consiglieri regionali del gruppo Tosi. Su richiesta del capogruppo della Lega Nord, Nicola Finco, il provvedimento è stato esteso anche all'altopiano dei 7 comuni. La votazione è avvenuta per parti, con l'approvazione unanime della richiesta di velocizzare il pagamento agli agricoltori danneggiati e l'approvazione, con più di qualche voto contrario da parte dei gruppi di minoranza, della rinuncia al progetto Life Wolf Alps, che quindi allo scadere non sarà rinnovato, con l'impegno a non aderire più in futuro a qualsiasi progetto Life che non contempli la ruralità come prerogativa da tutelare.